Ben ritrovati a Cattolica e dintorni. Oggi vi racconteremo e vi mostreremo alcuni momenti dell'Open Day Open Mind, ovvero le giornate di orientamento che presentano le facoltà della sede bresciana dell'Università Cattolica. Andiamo insieme a vedere questo servizio. Come vi chiamate? Lia, Roberta, Da che scuola superiore venite? lo Sraffa, Piero Sraffa. Sraffa, sociale. Che facoltà state guardando qui all'Università Cattolica? Scienze della formazione primaria. Anche tu? Scienze della formazione. A me interessano le lingue, quindi pensavo a scienze linguistiche, letterature straniere. Quindi. Che facoltà state guardando qui all'Università Cattolica? Lettere e quello dell'arte e della tecnologia. Anche tu? Lettere e filosofia, sì. Scienze della formazione, magari anche psicologia. Elena, che facoltà stai guardando qui all'Università Cattolica? Per psicologia. Scienze matematiche. Lettere e filosofia, perché appunto mi interessava questa facoltà. Ne avete sentito parlare bene dell'Università Cattolica fino ad oggi? Sì, ci sono nostri molti amici che vengono e tutti ce ne hanno parlato bene. Sì, sì. Quindi le tue aspettative se dovessi iscriverti qui? Spero di avere un'impressione positiva comunque anch'io, come le persone che già conosco. Di avere un riscontro positivo, diciamo. Come mai sei venuta all'Open Day della Cattolica? Ma perché so che era attivato un corso di lingue orientali e siccome mi interessava pensavo di dare un'occhiata. Ne hai sentito parlare bene? Sì, però non ho ancora sentito nessuno che lo sta facendo e quindi sono qui all'Open Day. Sono venuto qua a farmi un'idea, appunto, vedere se era il caso di iscrivermi qua, però non lo so, comunque devo vedere da oggi come andrà. Che impressione ti ha fatto questo Open Day finora? Spero che mi serva, ecco. Come mai proprio l'Università Cattolica siete venuti a vedere? Perché credo sia abbastanza valida, comunque all'Università di Brescia, diciamo comoda e... Le tue aspettative? Lavoriamo entrambe nel campo sociale, lavoriamo nelle scuole elementari e vorremmo avere qualcosa in più, comunque che ci soddisfi di più, perché col diploma non abbiamo molto. Le aspettative per quest'anno? Prima di tutto spero di entrare, dopo vediamo adesso cosa succederà, speriamo bene. Sono giunti al traguardo della laurea i primi 4 laureati in scienze tecniche e psicologiche. Andiamo insieme a conoscerli. You would not believe your eyes if 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. Professoressa Gozzoli, oggi abbiamo laureato i primi dottori in scienze tecniche e psicologiche. Che bilancio possiamo fare dopo 3 anni di avvio della facoltà di psicologia a Brescia? Ma credo sia innanzitutto giusto chiederlo a loro, però dal mio punto di vista e dal punto di vista della facoltà credo sia un bilancio assolutamente positivo. Come ogni nuova esperienza è un processo, quindi come dire vedremo anche i risultati, li stiamo già vedendo ma li vedremo anche nei prossimi anni, però credo sia positivo per diversi motivi. Innanzitutto perché gli studenti, non solo quelli di oggi ma molti si laureeranno a settembre, hanno veramente, ne commentavamo prima, una proprietà di linguaggio, una precisione
precisione, una chiarezza anche espositiva che non è irrilevante, quindi mi fa ben sperare, nel senso che sono persone anche molto motivate, molto appassionate, come si è visto sul loro oggetto di studio e di elaborato finale. Si è costituito, appunto, si va sempre costituendo, ma già in questi 3 anni di esperienza, un buon gruppo di docenti che erano con me nella commissione, docenti che stanno mettendo sia la loro esperienza anche della facoltà già su Milano, ma anche progetti nuovi, per cui l'idea è quella di in qualche modo prendere il vantaggio che dall'origine e dall'esperienza più corposa a Milano abbiamo, ma allo stesso tempo provare anche a innovare a seconda un po' delle esigenze che via via ogni esperienza nuova parte, per cui sicuramente sia come corpo docente che come appunto persone che hanno condiviso con noi questi 3 anni come studenti, credo che il bilancio sia assolutamente positivo. A questi dottori la facoltà offre la possibilità ora di proseguire il percorso proprio su Brescia. Sì, è una possibilità a mio avviso molto interessante e innovativa, perché apriremo quindi a partire da settembre una laurea magistrale appunto da un titolo lungo, ma vuol dire, come sempre le cose complesse non si riescono a dire in poche parole, e il titolo è Psicologia degli interventi clinici nei contesti sociali, dove l'idea è quella di come dire, insistere molto su una competenza professionale di metodo, quindi il metodo clinico, non inteso soltanto come il trattare aspetti di patologia o di sofferenza conclamati, ma se non invece un metodo clinico che incontra la relazione con gli altri nei contesti, quindi individui, famiglie, coppie, gruppi di lavoro, organizzazioni e comunità, e lavorare sia sugli aspetti di sofferenza ma anche in un'ottica, come dire, di rinforzo delle possibilità e di sviluppo delle potenzialità. To 10 million fireflies, I'm weird 'cause I hate goodbyes. I got misty eyes as they said farewell, but I'll know where several are if my dreams get real bizarre, 'cause I saved a few and I keep them in a jar. Com'è andata? Come ti sei trovata in questi 3 anni? Per Brescia anche l'avvio di una nuova facoltà. Bene, nonostante fossimo i primi, devo dire che complessivamente mi sono trovata molto bene. E adesso cosa farai? E adesso psicologia clinica. Tutto bene, è stata una soddisfazione poter finire questi 3 anni e adesso un po' di riposo, poi si vedrà cosa fare. Non hai ancora deciso? Vedrò. Soddisfatta di questo percorso che hai scelto, di questi primi 3 anni? Sicuramente sì, anche perché siamo stati molto seguiti dalla facoltà, non essendo in tantissimi, e sono molto soddisfatta di questi 3 anni. E adesso? Adesso continuerò con psicologia clinica. Io invece penso di rimanere qui a Brescia a fare la magistrale di psicologia degli interventi clinici nel contesto sociale. Con il complesso sono molto soddisfatta. Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.